degli impianti che producano. Prove tecniche di coalizione da Agrigento per costruire un'alleanza politica quanto più possibile solida e propositiva, in grado di proporsi insieme per le amministrative della prossima primavera. Partito Democratico, Movimento per l'Autonomia, Futuro e Libertà e Grande Sud intensificano il confronto, con l'intento di elaborare un progetto unitario e condiviso che dovrebbe scaturire nella presentazione di un unico candidato sindaco. Assistiamo nella città di Agrigento a un proliferare di nomi, di candidati, di autocandidatura a sindaco. Noi pensiamo che bisogna partire dalle proposte, da quello che vogliamo fare, da quello da fare. E allora stiamo mettendo insieme soggetti che potrebbero stare insieme in un'alleanza, in una coalizione. Inutile dire che tra alcuni dei presenti c'è già un discorso avanzato di alleanza, per stare insieme per il bene e l'interesse della città su cosa da fare, su cosa da realizzare per un progetto per portare Agrigento a rivivere e a rivitalizzarsi. Nella sala chiaramontana del seminario arcivescovile presenti i leader dei partiti, ad esclusione di Michele Cimino, trattenuto fuori sede ma idealmente presente, come hanno precisato i referenti locali di Grande Sud, ed anche Grande Sud intende partecipare al progetto. Siamo qui per dare il nostro contributo. Penso che questa coalizione, che già è una base di partenza, debba aprire ai vari movimenti, alle varie associazioni, al fermento sociale, civile e culturale che c'è in questa città di Agrigento. Non bisogna racchiudersi solo in questa esperienza che è la fotocopia dell'esperienza che c'è alla provincia regionale di Agrigento. Dobbiamo avere la capacità di aprirci e dimostrare che tutti assieme vorremmo costruire un futuro migliore per questa città di Agrigento. All'invito hanno risposto movimenti, associazioni, sindacati, la cosiddetta società civile, per discutere di buone idee per Agrigento. Numerosi gli interventi. L'incontro è stato aperto dalla relazione del vicepresidente del Consiglio Comunale Piero Marchetta dell'MPA, che ha presentato l'attuale situazione finanziaria dell'ente. Non è vero che in questi 5 anni sono state risanate le casse comunali, ha affermato Marchetta. I debiti sono aumentati, così come i costi di acqua e rifiuti a carico dei cittadini. Cambiare pagina, cambiare guida al Comune di Agrigento, l'obiettivo della coalizione, partendo dai programmi, come è stato affermato all'unisono. Noi abbiamo un centro storico che sta cadendo a pezzi, c'è una vicenda del bilancio comunale da risanare e credo che bisogna lavorare moltissimo sulle entrate del Comune senza cercare di appesantire le tasche dei cittadini, quindi trovare nuove entrate per dare la possibilità di non tagliare i vari servizi del Comune. Certamente bisogna istituire un capitolo ad hoc, fondo di rotazione per la progettazione, perché attraverso la progettazione si può avere delle risorse comunitarie, si possono avere approvati dei progetti. Io credo che sia mancata da parte dell'amministrazione comunale una programmazione attenta perché il centro storico potesse essere affrontato in termini diversi. Credo che ci sia stata molta improvvisazione, per esempio da parte dell'amministrazione, a proposito di tutto ciò che accade quotidianamente nel centro abitato della città di Agrigento, e soprattutto mi permetto di dire una leggerezza nell'azione amministrativa che è stata che si è concretizzata nel ruolo che svolge il sindaco a proposito dei servizi, e mi riferisco per esso principalmente ai rifiuti.